al via oggi l'operazione R7 300 Social, è un'iniziativa sicuramente molto originale per la prima volta ad Agrigento, in partnership anche con diverse associazioni, sindacati, Federconsumatori e tanti altri. Sì, questa è la cosa che ci ha veramente colpito e incoraggiato di più, il fatto di avere il supporto di CNA, Confcommercio, Confesercenti, Federconsumatori uniti in questa operazione che veramente pensa al territorio e alle fasce sociali oggi più deboli, ma che possono tranquillamente permettersi l'opportunità di avere prodotti di qualità decisamente superiore a un prezzo assolutamente contenuto e con condizioni di maggior favore. La cosa interessante per noi è rompere un po' uno schema di mercato, un mercato che sta diventando particolarmente pericoloso perché si basa soltanto sulla leva prezzo e la leva prezzo apparentemente agevola il consumatore, in realtà si perde di salubrità e di qualità di prodotto. Vogliamo riportare il prodotto prevalentemente locale agli onori del mondo, rappresentarlo ancora meglio e grazie a questo intervenire sulle fasce più deboli, tant'è che 300 Social è un brand e questa è solo la prima iniziativa sul social. Cosa bisogna fare è semplicissimo, recarsi in qualsiasi nostro punto vendita, compilare semplicemente una scheda e verrà rilasciata questa card. Già dal primo giugno sarà attiva. Semplicemente qualsiasi cliente farà la spesa, passerà la card e verrà attivato uno sconto del 10% sul totale della spesa. Verrà esclusa i prodotti in offerta, quindi i prodotti in offerta non rientreranno nello sconto di questa scheda. È una bellissima iniziativa e questo mi rende davvero orgoglioso, innanzitutto perché un'azienda come R7, azienda già presente nel territorio da diversi anni, ha deciso di investire tanto cambiando volto al supermercato e cercando quanto più possibile di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli. Appunto la promozione 300 Social è dedicata a queste fasce più deboli dove riceveranno 300 euro di buono anno suddiviso in 25 euro al mese che gli permetterà appunto di gestire questo momento socio-economico davvero difficile. Noi abbiamo apprezzato sia il coinvolgimento di R7 in quanto un'azienda vicino alla CNA da tempo e ha voluto mettere proprie energie, proprie economie a disposizione delle classi meno ambienti che sono i pensionati. Questo tipo di connubio a noi sembra che possa funzionare, che possa creare le condizioni nel territorio agrigentino di creare sviluppo. Quando un imprenditore mette a disposizione le proprie energie, le proprie economie per lo stesso territorio dove lavora, abbiamo centrato in pieno il nostro obiettivo. Lodevole senz'altro, qualsiasi aiuto alla povertà e alla crisi sicuramente un'iniziativa da condividere e da sposare. Ovviamente magari ce ne fossero di queste iniziative per contrastare la povertà. Oggi crisi e povertà vanno a braccetto, non sappiamo se è la crisi a sovrastare i poveri o i poveri sono diventati più poveri a causa della crisi, ce lo stiamo ancora chiedendo e sono poche, devo dire, le iniziative messe in campo dalle istituzioni, da chi può dare una mano e non lo fa per contrastare appunto la crisi, quindi diciamo che questa è un'ottima iniziativa, speriamo bene.